Ridisegnare un territorio devastato. La missione da quei giorni drammatici di fine ottobre e inizio novembre è stata fin da subito una. Il tempo però scorre, lo scenario non aiuta, ma alcune cifre importanti ci sono. 420 cantieri programmati in questo 2019, 196 di questi già in opera. In cassa per finanziarli quasi 944 milioni di euro, oltre 4 dei quali arrivati con il conto corrente e la solidarietà dei veneti. Ricostruzione, ma anche il punto chiave dei boschi da pulire dopo lo scempio di quella mano gigante e invisibile che ha buttato giù tutto. Ad oggi 700.000 metri cubi ripuliti ad Asiago, 600.000 metri cubi di legname venduto dal Cadore e 800.000 del Lagordino. Ci vorranno almeno 80.000 camion per portare a destinazione ovviamente tutto questo legname, però è pur vero che non ci sono alternative. Per quanto riguarda il lago di Alleghe, che ha circa 8 milioni di metri cubi di materiale e di detriti al suo interno, abbiamo già iniziato la pulitura dell'alveo. Ricordo che è un intervento da 8 milioni di euro e il materiale verrà utilizzato per fare un terrapieno, una pista ciclabile, quindi ciclopedonale, lungo il Cordevole, evitando di portare anche questo materiale a valle con i camion. Legname da spostare e da vendere, altro passaggio chiave che trova importanti riscontri. Le gare sono partecipate, si va anche con prezzi assolutamente al di fuori di ogni più rosea aspettativa, visto e considerato che noi alla fine metteremo sul mercato quasi 3 milioni di metri cubi. E poi bisogna pensare al futuro, come il progetto Recupero Montagna Veneta, per mettere in sicurezza i siti valanghivi con strumenti speciali, evitando i rischi per gli operai. E abbiamo un investimento di oltre 230 milioni di euro per mettere in sicurezza dalle valanghe i borghi abitati e le strade. Ovviamente ci andranno dei lavoratori e quindi qui la volontà di fare un grande progetto con Spisal per tutelare la sicurezza sul lavoro. Non ho ancora chiuso il tema delle richieste a Roma, conclude il commissario per l'emergenza Vaia. Faremo di tutto per portare a casa le risorse necessarie per far rinascere il territorio, ma dobbiamo darci tutti una mano. Ci vuole un po' di pazienza perché poi le situazioni di lavoro e i contesti di lavoro sono assolutamente difficili.